Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30 che apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Un avvocato pordenonese, amministratore di sostegno già denunciato in passato per lo stesso reato, è finito nuovamente nel mirino delle fiamme gialle. Usava i conti degli amministrati per scopi personali, tra cui l'acquisto anche di capi griffati sequestrati. In totale quasi 200.000 euro. Sentiamo. Quella di sottrarre denaro alle persone che seguiva come amministratore di sostegno era una pratica seriale e così un avvocato pordenonese è finito nuovamente nei guai dopo che lo scorso mese di novembre era stato denunciato dalla Guardia di Finanza per essersi indebitamente appropriato del denaro del proprio assistito per scopi personali. Allora l'autorità giudiziaria aveva disposto un sequestro per equivalente di 147.000 euro. Le indagini sul suo conto in questi mesi sono proseguite e le Fiamme Gialle di Pordenone hanno scoperto che il suo modus operandi si è ripetuto anche con un altro assistito socialmente debole. È stato così ricostruito che l'amministratore di sostegno, dal 2013 al 2020, utilizzava il patrimonio dell'amministrato, tra cui la pensione di invalidità, disponendo pagamenti dal conto corrente del disabile a favore della società di leasing proprietaria dell'autovettura in uso al professionista, del condominio presso cui ha sede il suo studio e di un esercizio commerciale per l'acquisto di abbigliamento griffato. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, su richiesta della Procura, ha così disposto un nuovo provvedimento di sequestro per equivalente per un valore di circa 50.000 euro, portando in tal modo il totale complessivo dei provvedimenti emessi a 197.000 euro. I sequestri sono stati eseguiti dalle Fiamme Gialle pordenonesi su conti finanziari e beni immobili nella disponibilità del professionista. E il professor Giorgio Galanti è stato condannato a 1 anno di reclusione, pena sospesa nel processo con rito abbreviato per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera d'albergo a Udine mentre era con la sua squadra. Galanti, unico imputato, era accusato di omicidio colposo per 2 certificati di idoneità rilasciati al giocatore quando era direttore sanitario di medicina dello sport dell'azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Il professor Giorgio Galanti è stato anche condannato al pagamento di una provvisionale per il risarcimento dei danni per un ammontare complessivo di 1.090.000 euro, di cui 250.000 a favore della compagna del calciatore Francesca Fioretti, 240.000 per la figlia Vittoria e i restanti 600.000 per i giocatori del capitano Viola, Renato e Giovanna, per i fratelli Marco e Bruno. La motivazione della sentenza si conoscerà entro 90 giorni. Sono stupito, aspettiamo le motivazioni per poi impugnare la sentenza, ha detto l'avvocato di Giorgio Galanti, Sigfrido Fenies, commentando la sentenza di condanna a 1 anno di reclusione inflitta al medico sportivo per la morte del calciatore Davide Astori. Dalle carte processuali, ha proseguito l'avvocato Fenies, secondo me la responsabilità di Galanti non emergeva e neppure dagli esiti della perizia. E adesso andiamo a un'altra notizia di cronaca, una misteriosa morte del 49enne modenese Davide Masiti, avvenuta a Saint-Michel-de-Castelnau in Francia, ha portato le autorità transalpine a disporre la custodia cautelare nei confronti della compagna della vittima, ora accusata di violenza volontaria. Secondo gli inquirenti, la donna, 38 anni, originaria di Trieste, avrebbe colpito il fidanzato con un fendente al fianco, senza però aver avuto l'intenzione di ucciderlo. Il decesso dell'uomo è avvenuto martedì sera intorno alle 23:30. Stando a quanto riferisce un quotidiano locale d'Oltralpe, la compagna avrebbe negato poi ogni responsabilità, sostenendo che l'uomo si sarebbe autoinflitto la ferita poi risultata fatale. La tragedia è avvenuta nel sud-est della Francia, nel dipartimento di Gironda, dove Davide Masiti si era trasferito 2 anni fa insieme alla fidanzata e ai 2 figli per inseguire la sua carriera di disc jockey. Le autorità francesi sul caso hanno aperto un'inchiesta per omicidio volontario.
E voltiamo adesso pagina all'ordinanza del Ministro Speranza che prevede la quarantena per gli stranieri in ingresso in Italia e viceversa fino al 15 maggio prossimo. Ha spinto molti austriaci a disdire le prenotazioni a Lignano per l'ascensione. Gli operatori incrociano le dita per la Pentecoste e per il Corpus Domini, sperando in quei fine settimana di rivedere i turisti austriaci in Friuli. Enrico Guarin, presidente regionale di Federalberghi, chiede vaccinazioni per gli operatori del settore a tutela dei lavoratori e degli ospiti. Il servizio. Abbiamo avuto un buon afflusso di gente nella giornata di sabato con il centro ma anche la spiaggia colorata da numerose persone, bar e ristoranti che hanno potuto lavorare soprattutto chiaramente a pranzo e un buon numero di gente a passeggio. Anche ieri comunque c'è stato un buon afflusso nella località. In questo momento, come sai, c'è ancora l'ordinanza che prevede fino al 15 di maggio in questo momento la quarantena per i cittadini UE. Speriamo di poter salvare almeno le Pentecoste, che saranno il weekend del 23 di maggio, e poi di fare una buona affluenza durante il weekend del Corpus Domini, che è la prima settimana di giugno. Si è parlato di isole Covid-free, ma anche di hotel Covid-free. Cosa ne pensa il fatto che voi non siete tra le prime categorie a essere vaccinate? Iniziare una campagna vaccinale per gli operatori del turismo, comunque per tutti gli operatori che sono a stretto contatto con il pubblico, è molto importante per la salute dei nostri collaboratori e per dare un segnale anche ai turisti e ai nostri clienti. Quindi io chiedo, come abbiamo già fatto, di pensare a una campagna dedicata per noi operatori. E altre notizie di cronaca, questa mattina intorno alle 4 nel tratto compreso dell'autostrada A4 di Portogruaro San Stino in direzione Trieste si è verificato un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato su un fianco per cause in corso di accertamento. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi, il camion stava trasportando generi alimentari, frutta e verdura, il conducente fortunatamente non è rimasto ferito in maniera grave. Sul posto i soccorsi stradali, Autovie Venete, i vigili del fuoco e l'autostrada rimarrà chiusa per una parte solamente in un senso unico per permettere appunto in mattinata le operazioni di polizia del tratto stradale. E un altro incidente si è verificato invece sulla viabilità urbana, siamo a cammino al Tagliamento, nella notte, poco prima dell'1 di questa notte in via Tagliamento, una donna di 32 anni ha perso il controllo della sua auto che è finita in un fossato con un po' d'acqua, sul posto i vigili del fuoco, il personale medico. Per fortuna la donna soccorsa e portata in ospedale non è rimasta ferita in maniera grave. È un'ampia pagina adesso quella sportiva, un'Udinese perfetta per l'80esima in vantaggio con Molina, vanifica tutto nel finale con una ingenuità di De Paule e gli errori di Scuffetta e Samir che agevolano la doppietta di Ronaldo. Finisce così 2-1 per la squadra di Pirlo, per l'Udinese la quarta sconfitta consecutiva tra le mura amiche. Il servizio. Nel giorno in cui l'Inter si cuce addosso lo scudetto, la Juventus cerca ancora punti per una lotta Champions che resta apertissima e nella quale la squadra di Pirlo è al momento in svantaggio. Lo fa al Friuli contro un'Udinese spuntata, Pereira alle spalle di Okaka, in porta c'è Scuffet, dopo quasi 1000 giorni di lontananza dalla Serie A con la maglia dell'Udinese. La partenza è ottima da parte della squadra di Gotti perché intelligentemente su una punizione batte subito De Paul, la mette per Molina che riesce a sganciarsi sulla destra e a trafiggere Szczesny. Preparata la Juventus, deve rincorrere dopo soli 10 minuti di gioco, lo fa con un colpo di testa di McKennie che finisce fuori, poi con una conclusione di Dybala che Scuffet neutralizza in 2 tempi, tiro dalla distanza per il numero 10 della Juventus, ancora Scuffet con i pugni su una punizione di Ronaldo, poi tentativo di De Ligt, Murato, ancora De Ligt la mette in mezzo, di testa Ronaldo prova a anticipare Scuffet ma la palla finisce fuori. È una Juventus imprecisa, a tratti confusa, sicuramente nervosa. L'Udinese invece resta molto attenta, praticamente perfetta la prestazione degli uomini di Gotti, con difficoltà sì in attacco, ma ci provano in questo caso con Arslan dopo un'ottima sponda da parte di Okaka. La Juventus qui invece ci prova con Cristiano Ronaldo, è debole la sua conclusione dalla distanza centrale.
Resta attenta l'Udinese e non disdegna di proporsi in avanti. Pallone recuperato su una delle tante precisioni della Juventus e da fuori area ci trova con un tentativo di tiro a giro Stüger Larsen, palla fuori. Tutto cambia all'80° quando c'è un tocco con il gomito, un gomito troppo largo da parte di De Paul in barriera su una punizione di Ronaldo per un fallo su Cuadrado. L'ingenuità di Rodrigo De Paul e Cristiano Ronaldo va al dischetto, da lì non sbaglia, perfetta la sua esecuzione, torna alla rete dopo 3 giornate di digiuno ed il pareggio per la Juventus, da lì un finale incandescente. La squadra di Pirlo ci prova ancora, cross dalla sinistra e ci si mettono insieme Samir e Scuffet a farsi befare sulla doppietta di Cristiano Ronaldo, che viene festeggiato dai compagni per una vittoria soffertissima. Udinese ottima per 80 minuti, poi 2 fatali errori. E dopo il fischio finale sono scoppiate le polemiche, pressioni inaccettabili da parte della Juventus sull'arbitro Chiffi. Alla fine del primo tempo ha tuonato il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino. Il rigore del pareggio nasce da una punizione a nostro favore che l'arbitro ha assegnato alla Juventus proprio per le pressioni subite all'intervallo da parte dei dirigenti, dell'allenatore e dei giocatori della squadra del Torino. Scene ancora più ingiustificate dal fatto che le proteste erano per la mancata assegnazione di recupero, non per episodi decisivi o per il fischio finale della partita. Questi sono episodi che, ha concluso Marino, che appartengono a un calcio di un'altra epoca che io ho vissuto e ho già biasimato. E si chiude con una sconfitta della regular season della UEB Gesteco Cividale, che esce battuta dal campo di Civitanova dopo una gara vissuta punto a punto. Solo l'ultimo quarto, quello decisivo, Civitanova lo ha chiuso in vantaggio, il resto della gara aveva visto Cividale sempre avanti, anche se solo di qualche punto. Svanisce quindi il sogno di promozione diretta e si aprono adesso le porte del play-off. E chiudiamo con questa notizia di sport, il nostro TG delle 12:30, ma ci rivediamo tra pochissimo dopo la pubblicità con l'appuntamento. A voi la linea con contributi e dirette dal nostro territorio. Un buon pomeriggio.